Facendo il giro del mondo, la notizia della tigre dello zoo di New York infettata pare da un guardiano. Il Dipartimento di Stato americano per l'agricoltura, che comunica questa prima mondiale, avverte che chi si ammala di Covid-19 dovrebbe avere attenzione per gli animali come si deve fare per le persone. Maurizio Menicucci ha sentito un esperto. Un tampone, ovviamente di tipo diverso da quelli usati sull'uomo, certifica che la tigre dello zoo del Bronx è affetta proprio dal SARS-CoV-2, il coronavirus dell'attuale pandemia. Altre notizie dal mondo, tutte da verificare, sembrano indicare la presenza della malattia in gatti e anche in cani, ma gli esperti lo ritengono comunque un evento estremamente improbabile. A fronte di centinaia di migliaia di casi nell'uomo si registrano pochissimi casi negli animali e sono casi di contaminazione, quindi con una scarsissima replicazione virale sulla mucosa di questi animali, con infezioni per lo più asintomatiche e quindi una scarsissima importanza nell'epidemiologia della pandemia umana. Siamo noi a infettare loro?